Ai ragazzi, diciamo di parlare, di raccontarlo al primo adulto di riferimento che incontrano, di non aver paura. Questo è l'appello che era stato lanciato attraverso i nostri microfoni da un genitore il cui figlio frequenta gli istituti scolastici di Lancenigo, preoccupato per quello che sta accadendo negli ultimi mesi, con richieste di denaro, anche pochi spiccioli per comprarsi la merenda, spesso accompagnate da minacce da parte di un gruppo di bulli nei confronti dei compagni di scuola. Come è accaduto ad uno studente moglianese di 14 anni che lo scorso novembre, mentre a piedi stava raggiungendo la scuola, è stato avvicinato da 5 ragazzini tra i 15 e i 16 anni e minacciato. In quella circostanza gli hanno, diciamo, portato via 3 € e lo hanno costretto a pagare con il bancomat delle consumazioni che avevano fatto all'interno del, diciamo, plesso del campus scolastico. La vittima ha avuto il coraggio di raccontare tutto ai genitori che lo hanno accompagnato alla stazione dei carabinieri di Villorba dove ha denunciato. I militari hanno avviato le indagini che hanno permesso di identificare i presunti responsabili che sono stati deferiti in stato di libertà per rapina. Fondamentali le testimonianze raccolte e la collaborazione dei dirigenti scolastici, ma anche le ammissioni spontanee di 2 dei 5 coinvolti che hanno collaborato riferendo dettagli utili alla ricostruzione della vicenda. Le indagini continuano perché gli episodi potrebbero essere molti di più, accaduti non solo nei pressi del campus scolastico, ma anche nel tragitto dalla scuola alla vicina stazione ferroviaria e a bordo dei treni. Se ci dovessero essere altri episodi di questo tipo o altre famiglie fossero a conoscenza che i propri figli sono oggetto di questo tipo di comportamenti, si rivolgono a noi che chiaramente poi provvederemo a fare tutti gli accertamenti di competenza. Ai carabinieri arrivano i ringraziamenti del sindaco di Villorba, Francesco Soligo. Purtroppo, dice, fatti come questo sono sempre più frequenti e la cosa è preoccupante. Dobbiamo lavorare tutti assieme, cittadini, istituzioni, famiglie e forze dell'ordine, affinché si possa vivere in un clima di serenità e nella piena legalità. Comune di Villorba, per contrastare queste situazioni di povertà educativa, se così si può dire, ha attivato da 3 anni il progetto Centro Educativo Pomeridiano. Ragazzi che hanno situazioni di felicità in famiglia e che per 2 o 3 giorni a settimana si trovano in questo centro.